Buonasera a tutti, visti voi, tenore di oggi, ognuno sul microfono, non si connu, la gente su matessimo, mentre lo poniamo a corso, eh, oggi di 7 del mese di maggio 2000 e 26, sempre da via Salvemini numero 11 in Bizzi, sempre da Sabarbagia de Vizi, sempre da Sisola del Mediterraneo, Sardigna. Bene, andiamo su a Biderite Bamul de Novus, oie, beh, intanto damo una crateda a Sadie, come si presenta, torniamo a sa videata normale, eccola qua, si presenta insomma bella illuminata, bene definita, oie, vina sisu, che non è totalmente libero, però baitate ramazzi ne commenteste veramente bene definita di alta qualità. Andiamo ad innantisi e cosa c'è un'altra fotografia in campo puso appena diverso delle sue prima più largo, in chi de sus artus, in chi de te, e quindi va bene, gai, andiamo a vedere su Saravallo e te non narata, o io non sponettaba, da Saldecchi in poi, belle che potete dire, fino da 7, Gutti Anne, bene, bene, bene. E Crasa cambia qualche cosa, proetta Manzano, viene la salde che poi selata, resta coculato e mezzo coculato, poi su resto le sadie. Bene, andiamo da soll'appuntamento, abbiamo un appuntamento nuovo, però che sta largo, domenica 14 dell'Ampata, il 2026, a Chimus, organizzata una giornata arte e pilora. L'associazione Achimos vi offre gratuitamente un'esperienza unica all'interno del parco con escursioni in quad, fuoristrada e degustazione di prodotti tipici locali, tour speciale, animali fantastici e dove trovarli per i più piccoli. Ne sono animali da preta, cioè la figura da preta che bisogna in tepilora, bolbi picata a Chimusu, bolbi picata e specialmente posto spizzinnoso, inizio escursioni ore 9:30, panini e bibite in loco, per info e prenotazioni 329 90 Kimbe 30 Battoro Tichentosi Unichi 331 30 Sese Kimbanta Kimbe Seskentur 22 Associazione Achimuso da cercare in Facebook e in Instagram eccetera eccetera, quindi amo grande iniziativa da parte di Achimuso e pro Crasa abbiamo una conferenza stampa aperta in sala consiliare del suo comune 8 maggio 2023 a Sasunnichi in intervista in diretta a Facebook Bizzi TV dal comune di Biti Zuppa de Site sorvolo con elicottero da parte dell'associazione adesso incaricato dopo su dessa INGV, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Interverranno Vincenzo Sapia, Carlo Vincenzo Sapia, responsabile scientifico del sorvolo INGV, e Carlo Giunchi, coordinatore del CCGET, che è Centro di Assistenza Geofisica per l'Einstein Telescope. Invece oggi siamo a presentazione Bestino Rune, eccola qua, uno secondo, arriviamo, ecco, in Rune, a 7 di maggio 2026, ore 19, sala consiliare, salute istituzionali, Giovanna Porcu, sindaca di Rune, Raffaele Marras, consulente della regione autonoma della Sardegna per ET, interverranno Vincenzo Spiga, Solmattessi, insomma, più o meno responsabile scientifico del sorvolo INGV, e Stefania D'Appelo, professoressa associata di geologia applicata dell'Università di Cagliari. Bene, 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 andiamo da innantisi e fai da de attire, fai da questa presentazione che bestoie in Castello,
il principe della Repubblica, protagonista e dinamica della democrazia in Italia. Numero, Biblioteca Sebastiano Satta, Piazza Giorgio Aspruni 8. Coordina Elena Carta, introduce Carlo Sanna, intervengono Piero Comandini, Silvio Lai, Giuseppe Meloni. Conclude l'autore Roberto De Rio. Prima data in Sardegna, ma mi pare che lo presente neppure in Bizzi. Batte un appuntamento, chi manca in effetti escurso su Giorgio Asproni, ma che lo mandiamo impresse 1, 2, 3, ecco qua. Su metodo come il diverso purtroppo Messenger non funziona pruso. Un attimo. Un attimo. E tocca di servire di WhatsApp, che è un pacchetto più complicato, tocca di che il tuo telefono, no? E quindi tre foto da inviare, ecco qua, devono arrivare con. Poi quando arrivano l'alvediamo, intanto se chimos che s'annovasa, allora amusu che amus abbassare in brizzichetta a Sannosata, canno su decchia domenica, domenica 26, a sa 8:30 si muove da piazza Asproni, chi è che ne chiarete scrivere del pruso, telefono ad Alessandro Runesu, tra il baton 9, 06, 20 battero, 7, Kimbe. Abbiamo già hai dato sassate al diese e intanto oggi in Castello a Bortaidie, a Schimbe di Ortaidie, questa presentazione Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cossello, il suo corpo centrale Campus a Duchessa, aula 6, via Ismirionis 1 Cagliari. Bisogna tanto intervento, Macchiarella, Guido Caocci, Marco Luzzu, Sebastiano Piloso, sarà presente Daniele Cossello. Bene, andiamo da innanzi, vamos a esta de Sannosata, siamo una punta a cominciare, insomma, ecco, cominciata proprio sotto, casa. Dai sotto a su che 9 di maggio, poi mano a mano che andiamo su bollego l'appuntamento, insomma, ecco, intanto i Dimosi sono arrivati con Salmazinese, non bisogna arrivata, ma non bisogna arrivata, scusa, vabbè, comunque si tratta di un convegno che batta in Nugaro su di Giorgio Asproni, non comprendo, potrebbe bisogna arrivata, vabbè, la esponimos po' crasa, la esponimos, andiamo come a Dainantis. Andiamo da Dainantis, che sono una pagina del suo giornale, l'Unione Sarda, continuità, congelati gli aumenti della continuità aerea, governo e regione troveranno le risorse per evitare i rincari su Roma e Milano. Governo e regione copriranno buona parte, il 76% dei rincari sul prezzo del jet fuel da 635 a 1200 euro a tonnellata. L'altra sarà assorbita dalla compagnia. Sulla continuità territoriale Roma-Milano i passeggeri non subiranno rincari, si era ipotizzato 16 euro in più a tratta. Portavalori, nuovi arresti, i colpi a Torpè, Oliena e Nuoro. L'accusa aver fatto parte di una banda che ha assaltato un portavalori a Torpè, il bancomat di Oliena con esplosivo e il deposito dei monopoli di Pratosardo. Adesso che sono picnicato su posto Matta dei Vizi, biker Catiloso con Serafino Bianco di Orgosolo e Luigi Masia di Oscheri salgono a 9 gli arresti della polizia. Trump, intesa pronta, il pessimismo iraniano. A una Trump cantata vittoria e a Saterara la cantano gli iraniani. Donald Trump è ottimista, intesa con l'Iran la prossima settimana.
annuncia il presidente degli Stati Uniti. Dall'altra parte, tuttavia, si registra una nuova frenata. Teheran è pessimista. Parti del piano sono inaccettabili. Sullo sfondo c'erano e restano i progetti iraniani sul nucleare. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, dove un aereo americano ha sparato su una petroliera iraniana. Viabilità, incontro ANAS Regione, cantieri in ritardo, 5 miliardi per le strade. Allora Cagliari, allarme alle superiori, studenti sempre in calo. A Semini, Beccaert, un'industria, il futuro è incerto, i lavoratori in trincea. Marrubio, spedizione punitiva in 4 nei guai, non isco però ditesi trattata, lui dimo dopo. Andiamo a prima pagina della Nuova Sardegna, toglie i biglietti in continuità non cresceranno. La governatrice stop alle fake news, fake news. Col governo sosterremo le compagnie. Offende il Sardi, punto interrogativo, il caso della copertina di Vogue, occhiata posto su costumene desolo, ma non dico io quanto potesse essere offensivo, quanto potesse essere pubblicitato. Sgominata la banda degli assassini degli assalti ai blindati, delitto Garlasco, Sempio intercettate in auto, Chiara mi aveva rifiutato, insomma, don Tonino che iscrivete su chi li pare, poi questa cosa infatti sì, io da non buono, questo scritto in prima pagina, se no io non buono sono menanne. Truffa, indragato, il primario siamo commentato in provincia di Nuoro, chissà, Nuova Sardegna. Truffa, indagato il primario pisano, sospetti sulle visite intramenia. Non mi dato già ieri spuro, non mi dato che batto un articolone, però basta. La Guardia di Finanza avvia le verifiche, il cardiologo narrata, cioè prorogata, fiducia nella magistratura. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato il telefonino del medico del San Francesco. Nuoro, attendiamo serenamente l'esito degli accertamenti e riponiamo piena fiducia nell'operato della magistratura. A pochi giorni dalla notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di truffa aggravata legato ad alcune prestazioni nel regime di intramenia, il medico e primario di cardiologia dell'ospedale San Francesco, Mauro Pisano, affida alle parole dell'avvocato Lucio Rubatu il suo pensiero in merito all'inchiesta giudiziaria che da diverse settimane sta scavando attorno a presunte irregolarità nelle prestazioni professionali di alcuni medici della sanità pubblica al regime di esclusività. Vabbè. In questi Armenia io da non vapo mai. Peculato è falso in corte d'appello. Il primo caso, Barabino torna in aula. Ma questo non mi interessa Pacco. Brincamolo da innanti. Andiamo su Inocche, Nugoro, questo sempre in Nuova Sardegna, aspetta l'intervento per mesi. L'operazione salta ancora. Disagi in oculistica e in pneumologia, tagli ai letti e stop ai ricoveri notturni. Ma, e cioè di notte uno non si può malaidare. La sanità continua a vivere una situazione strutturale cronica con liste d'attesa insostenibili e carenza di personale. Questa volta il grido d'allarme arriva dai reparti di oculistica del San Francesco, dove una donna che doveva essere operata di cataratta dopo il pre-ricovero fatto 7 mesi fa, si è trovata a dover saltare l'operazione per via della pressione alta e della mancanza di anestesista. Vabbè, insomma, io che questa pressione alta non la potevano operare, non è siccome chiedi la piccata Sarriscu, provincia di Nugoro, sempre come siamo in Unione Sarda. No, che damos de Einstein telescopo, incontro
sui rilievi aerei con l'elicottero, in programma questa sera alle 19 ad Orune. È in programma oggi alle 19 nella sala consiliare del comune di Orune il secondo degli incontri informativi sui rilievi aerei dell'elicottero che da metà maggio per 28 giorni attraverserà i cieli della Barbagia. Il velivolo, che trasporterà una particolare antenna di forma esagonale e volerà a circa 50 metri di quota, acquisirà dati elettromagnetici che permetteranno agli scienziati di conoscere meglio la zona fino ad una profondità di 500 metri, dove dovrebbe sorgere l'Einstein Telescope. All'incontro parteciperanno la sindaca Giovanna Porcu, il consulente Bollamo Gianato, tutta questa cosa, e poi Crasa Siaki Timbizzi tramite una diretta del Bizzi TV. Andiamo sempre in provincia di Nuoro, chi Unione Sarda, pneumologia, vietato star male di notte, insomma, questo articolo che abbiamo visto in Sa Nuova. La denuncia dell'ex assessore Cappelli è un arretramento progressivo. Ovviamente è un attacco di carattere politico, però è altra cosa de reale. Arriva il metano, siamo ai danni di Nugaro, sì del Consiglio a più spazi per Medea. Medea è estremamente societate che gestiti su gas in bici. Allora, sempre Unione Sarda, come siamo su Sardegna, quindi pagina 3, assalti ai portavalori a Torpeo, Liena e Nuoro, scattano 2 nuovi arresti. Supo di custoso assalto a Torpeo, Liena e Nuoro. L'orgolese Bianco bloccato a Olbia, Masia di Oschiri già in carcere per armi, e cioè quindi costruiti già intro e non l'ha già attento, insomma. Uno, Luigi Masia, 36 anni, di Oschiri, era già in carcere perché a febbraio i carabinieri lo avevano arrestato con un arsenale in casa, tra cui l'ormai celebre fucile d'assalto AK-47 e soprattutto una carabina Zastava M76 Sniper, lugubre protagonista dell'assedio di Sarajevo durante la guerra serbo-bosniaca. L'altro, Serafino Bianco, 38 anni, di Orgosolo, era appena sbarcato dal traghetto a Olbia dopo una vacanza in continente e quindi come ne è cominciata un'altra di vacanza. Ad attenderlo gli agenti della squadra mobile di Nuoro che gli hanno notificato il mandato d'arresto. L'accusa per entrambi è di rapina aggravata l'8 agosto 2025 nel capannone dell'ex Marfili di Siniscola. A far parte del gruppo di fuoco, composto da una decina di persone, che attendeva un portavalori sbarcato ad Olbia e gonfio di contanti, c'erano anche Bianco e Masia. In Pesani Chisuinare, l'Imbaun e Pruiso non hanno fatto nulla di particolare. Meno voli all'ora di pranzo, ma anche martedì e sabato può risparmiare evitare carburante. Centellinare il jet fuel, le compagnie sono al lavoro sui piani di emergenza, sono solo bozze, ma restituiscono perfettamente la portata della crisi che si prospetta per il trasporto aereo mondiale. Se lo stretto di Hormuz dovesse restare chiuso a lungo, le compagnie europee sono al lavoro sui piani di emergenza delle rotte con il taglio degli operativi nel caso in cui dovesse materializzarsi il peggiore degli scenari, ovvero il jet fuel da centellinare, e quindi bisogna cercare di eliminare volo. Unione Sarda, che batta politica di carattere italiano e sardo, legge elettorale italiana, vertice e maggioranza. Meloni vede gli alleati, linea condivisa, ma è stallo sulle nomine. Cioè che non sono chi governa, già che legge, e cosa sono cercando già che una legge elettorale che rietta a favore il Soro, commenti a tutti, insomma, che ne vi nascosto. Lettera, in che torniamo in Sardegna, gli ex leader del PISDAS
così il partito si estingue. Questo sono se leader del segretario del presidente del Supirdas che hanno firmato una lettera demandare a Cristian Solinas e specialmente a Si Stampa. Con l'attuale segretario Cristian Solinas è a rischio l'esistenza stessa del partito Sardo d'Azione, un partito che da troppo tempo non riesce a parlare né ai suoi militanti né in generale alla società sarda e alla sua gente. Così, con una lettera aperta, 7 ex segretari e presidente che hanno guidato i Quattro Mori negli ultimi 40 anni esprimono grande preoccupazione per la situazione del partito e si dicono pronti a partecipare all'assemblea convocata per il 24 maggio ad Orgosolo. Intanto a Bruxelles tode all'UE, all'Unione Europea, rinnovabili sugli impianti decidiamo noi. Giornata di incontri istituzionali e interlocuzioni strategiche a Bruxelles per Alessandra Todde. La Presidente della Regione Sarda ha partecipato alla riunione della delegazione italiana del Comitato delle Regioni, dove ha avuto anche un confronto col Ministro dello Sport Ministro dello Sport e i giovani Andrea Bodi Ministro per lo Sport e i giovani. Andrea Bodi, suo ministro. Tra i temi affrontati anche le opportunità legate all'America's Cup e le possibili ricadute per la Sardegna. Poi in un incontro con il governatore della Calabria Roberto Occhiutto. Todde si è poi spostata al Parlamento europeo per partecipare alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni, confermando la presenza attiva della Sardegna nei principali tavoli istituzionali europei. Sul tema energetico ha ribadito che la Sardegna crede nella transizione ecologica, su cui ha già investito 1 miliardo di euro, ma non accetterà mai imposizioni dall'alto. Ecco qua. Vabbè. Scuola sarda alla deriva, no ai test invalsi. Battisciopero, se scuola aveva posto test invalsi. Cobas in piazza a Cagliari e in tutta Italia. Oggi un'altra manifestazione. Allora, bandiere e striscioni appesi ai pilastri del Consiglio regionale, in sottofondo c'è pure Bella Ciao. Ciò che al momento non si sente è la voce della politica regionale, a cui si chiede, tra le altre cose, anche una legge sul sistema scolastico sardo. Ma di rivendicazioni nella prima delle 2 giornate di sciopero ce ne sono tantissime altre, tutte messe nero su bianco nel volantino che salta di mano in mano durante il sit-in mattutino di Via Roma, organizzato da Cobba Scuola e ribadite a voce da non troppi manifestanti che, al di là del numero secco, esultano per il bilancio di fine giornata. L'adesione nell'isola è stata eccezionale, decine di istituti sono rimasti chiusi, segno inequivocabile che le cose non vanno come dovrebbero. E va bene. Andiamo da innanzi e diamo il desueglio. Ambiente, elicotteri in volo su 17 comuni. La regione, la tutela delle querce è una priorità. Maxi piano contro i parassiti del sughero. Al via in tutta l'isola la campagna sanitaria per salvare 40.000 ettari di boschi. Diamo su Castello degli sport. Cagliari, Gerry Mina in versione mondiali. Nella svolta, salvezza, è stato decisivo nelle ultime gare. Ora la chiamata della Colombia, deve tornare a giocare il nazionale del Colombia. Intanto però, una delle ultime partite del Cagliari, Cagliari Udinese, Zappa Tubinnichi, che in arbitro Dionisi.
tanto su Castello a 37 punti, uguale a San Fiorentina, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 8, quindi Pisa e Verona sono già condannati, Cremonese a attaccare il minimo dei sperum, ma non tanto, la Cremonese deve giocare che su Pisa e va bene, potete acquistare qualche punto, potete acquistare la Fiorentina che su Genova e vabbè. E su Genova intanto non è stata in alto, noi non banche, su poi su Cagliari, 40 punti. Va bene, andiamo da innanzi, ecco l'amo a Nuova Sardegna, sanità, lista d'attesa da abbattere, esami fino alle 22 e il sabato mattina, cioè può anche in maniera da coprire tutto il bisogno, aumenta il orario di servizio. Direttore della SL sotto esame, chi non raggiunge gli obiettivi rischia il posto. Disabilità, l'isola non migliora, siamo ancora la regione italiana con le percentuali più alte. La Sardegna resta la maglia nera della disabilità in Italia, con una incidenza superiore alla media italiana che si attesta intorno al 5%. Sono i dati che emergono dal rapporto sulla disabilità nell'isola presentato ieri nella sede della Fondazione di Sardegna. Il report è promosso dall'IEFOP, Istituto Europeo Ricerca, Formazione e Orientamento Professionale, con il sostegno della Fondazione di Sardegna ed il contributo scientifico di Shine Factory dell'Università di Cagliari. Secondo questo report, nel 2023 la percentuale di persone con limitazioni gravi di quasi tutte le fasce d'età era del 7,7%, un dato in crescita rispetto al 7,2% del 2022 e contro il dato nazionale del 5%. Quindi vamos fuso sente istropiata. Assalti ai portavalori nel Nuorese, sgominata la banda dei rapinatori. Altri 2 arresti dopo il colpo a Torpè e la rapina ad Oliena e Prato Sardo. Dal comando dei sardi sull'Aurelia ai fucili sulla 131 con le auto in fiamme. Nell'elenco anche il blitz fallito a Sant'Andrea Frius e la fuga dei malviventi. Insomma, attualità, attualità italiana, legge elettorale e nucleare. Il governo prova lo sprint verso maggioranza a Palazzo Chigi, il PD narrata irricevibile. E che va succedendo, chiaramente sono ammasettando una legge elettorale che siete a favore di questa maggioranza che è scomo, ma su chi non si preoccupa di più su questa questione nucleare, che a quanto pare che non una legge delega, cioè che non una legge che è data sul governo tutto canto su potere per 12 mesi, deve decidere, non decidendo di non entregare le scorie, ma non solo, di provare in Sardegna reattore nucleare modulare, chi come tenere il somministro sono miracoloso, però questo miracolo lo sa che in Sardegna e noi in Aterue, e quindi ecco che sono già progettato il GAE, poi anche il miracolo in Sardegna, miracoloso e dannoso, e quindi miracoloso e dannoso in Sardegna, poi dopo sì, anche il miracolo solo e danno non lo sponano pure in continente, poi come però lo sponano in ocche, e non che vate un pure la scoria. Sì, noi non muovimos, cominciamo scomoda da Inugolo, la prima conferenza sul potere nucleare, e poi la a fare pure in bici una mobilitazione caso l'assente potete impedire acquisto del sacre montonaglio nucleare. Iran, Trump, intesa in una settimana, giocherà Trump. Le parti lavorano a un memorandum d'intesa in 14 punti, ma Teheran è cauta. Teheran di accherrere, si chi rapetire la tangente e si stretto di Hormuz che neanche nulla guadagnate un sacco di denari, e quindi non è facile a rinunziare.
Leone XIV incontra Marco Rubio, parole chiare contro la guerra. No, che sono il canne deve tornare a masettare, Sabria chi beste, ma Trump si chitta a sparare a zero contro il Papa, insomma, quindi Rubio pare che l'ha pandato su Vaticano mezz'ora e tempo, però a berre sauca e poi si incannare. Che certo non si potete a un'ala trattare e che per te scusa sarà la tornare anche a occare Socru un rinnovato invito ad usare parole chiare per dire no al male della guerra. Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale del mercoledì è tornato sul tema dei conflitti nel mondo. La Chiesa, ha detto Prevost, è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra, di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, ha sottolineato il Papa. Tutto questo il giorno dopo la sua risposta data al presidente USA Donald Trump e a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato Rubio. Ma di tesana narrere e stiamo a bidere. Colamos sempre la politica internazionale, se l'Iran accetta l'accordo, la guerra è finita. Questo è Trump, sempre chi chiede cantare vittoria, è già cantante, ma la vittoria può la cantare, è un'altra cosa. Il cessate il fuoco, rimandare di Ucraina, il cessate il fuoco per proteggere le parate dell'8 e del 9. E questo chiaramente l'ha deciso la Russia, 8 e 9 devono celebrare la vittoria sul adesso nazista e quindi hanno hanno deciso un cessate il fuoco. Però accanto parete Zelensky narrata Mosca spara tregua a rischio. Kiev, la Russia rifiuta la pace e a Putin interessano solo le parate militari, non le vite umane. Così il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiga ha denunciato la violazione da parte di Mosca del cessate il fuoco che Kiev ha proclamato per le giornate del 6 e 7 maggio e qui sono 8 e 9. Anticipando quello annunciato da Mosca per l'8 e il 9 maggio, per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, cioè praticamente Kieschi ha annunciato un cessate il fuoco e lo rispetta. Su chi è assennenne, aggressore, come narrato in italiano, e questo possono decidere di non sparare, che non li sparate li spiagate, però se lo deciditi, posusette posusese e posusette, cioè poi e oie, lo deciditi su stato, la terra che è stata assennita, e beh, l'assennitore no, non lo rispetta, te che matessi, e sti stato sono, lo russo sono sicchina a sparare, e poi però aspettano a chi sono su 9, a isso non les arriva balla, sa dai due. Mondo, no, Unione Sarda, 3 evacuati dalla nave colpita dal virus, pare che bestia, questo virus generato da Sassori che in una nave passeggeri o a bordo è scoppiato praticamente un'epidemia e accanto pare che questa epidemia può colare da persone in persone, che non è possibile che questi usuri che siano tanto sappano a contaminato tante persone, hanno legato a tante persone. Critiche sulla gestione del tracciamento, l'OMS, nessuna analogia col Covid. La nave da crociera colpita da un focolaio di antavirus attraccherà entro sabato a Granadilla, sull'isola di Tenerife, nonostante la forte contrarietà del governo delle Canarie, e lo sbarco inizierà l'11 maggio.
Nel frattempo 3 casi sospetti sono stati evacuati verso i Paesi Bassi per essere curati, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità prova a placare l'allarme internazionale suscitato dalla vicenda della MV Ondius, dopo che 3 passeggeri sono morti e 5 presentano sintomi. Questa è una bella cosa, e sono viaggiando into de una trappola. Bene, che in questo terminiamo si teneva de oggi, però abbiamo sbagliato sigla de tancatura, quindi devo cercare la sigla giusta, eccola qua, la sigla giusta, e tancamo su Rittenovasa de oggi, chissà sigla giusta de tancatura. Bene, a mentre vedrete, buona a tutti dai Visti TV, adiosu e mentre a casa.